In tempi di coronavirus, dove le aziende sono tutte ferme, andiamo a capire anche nel cosiddetto settore dei servizi come funziona e soprattutto l'aria che tira. Allora siamo andati a trovare l'ingegnere Alessandro Della Vedova, titolare della Sigesta di Udine, operante nei settori della sicurezza sui posti di lavoro e dell'acustica sia ambientale che architettonica e non solo. Allora, queste le sue parole. Nel mio settore fondamentalmente le attività sono aperte, perché tutte le attività di ingegneria sono aperte. Il problema è che seguendo la parte cantieristica, i cantieri sono chiusi, di conseguenza siamo relegati in ufficio anche noi. Stiamo facendo quello che non si fa durante l'anno. Stiamo andando a sistemare, a preparare i documenti che serviranno poi per riprendere. Ci sarà l'obbligo di aggiornare tutto quello che è il piano sicurezza, tutto quello che è il protocollo condiviso per la gestione del Covid in cantiere. Di conseguenza stiamo preparando questi documenti, stiamo aggiornando le valutazioni dei rischi aziendali, che dovranno comprendere anche tutto quello che è il Covid-19. Un'attività come la vostra, come si sta organizzando in vista dell'apertura dopo la fase 2? Noi, ma anche tutte le associazioni di categoria, ho visto anche il CEF ha preparato dei documenti facsimili per utilizzare al meglio quello che è il protocollo sicurezza proprio in cantiere. Ha fatto anche un video molto interessante, si può anche trovare sul sito loro, in cui spiega agli operatori del cantiere come andare a lavorare. Stiamo preparando appunto questi documenti perché sarà poi necessario ricominciare a lavorare, ma cominciare a lavorare seguendo tutto quello che è la normativa di sicurezza, il metodo di distanza, la misurazione della febbre prima di iniziare, quello che è la disinfezione delle attrezzature e dei locali in cantiere e l'utilizzo della mascherina costante. Sarà difficile durante l'estate usare la mascherina, ma sarà obbligatorio. Domanda classica e trasparente: a livello burocratico che difficoltà trovate per ripartire? A livello burocratico la difficoltà principale è quella di adattare il protocollo che è stato condiviso alla realtà che c'è in cantiere, perché è facile scrivere il documento, poi applicarlo è diverso. Come dicevamo prima, usare le mascherine in cantiere in estate io la vedo difficile, poi ci sarà l'obbligo di utilizzarle, ma per fortuna hanno fatto questo decreto anche regionale in cui si può utilizzare mascherine anche chirurgiche, non le FFP2, FFP3, perché io sfido chiunque a lavorare a 40 gradi con un FFP3 tutto il giorno. Comunque quello sarà il nostro. La burocrazia è quello di aggiornare i documenti in modo tale da non essere poi passibili di qualche infrazione. Per quanto riguarda il settore turistico, bisognerà mantenere quel comportamento rigoroso di distanziamento sociale senza andare a bloccare le attività, mantenendo le distanze, garantendo delle file sicure, evitando affollamenti di persone, e questo per poter tenere insieme l'esigenza imprenditoriale, l'esigenza delle vacanze degli italiani e dell'altro lato per garantire il diritto alla salute. Lo ha detto quest'oggi il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Le linee guida che stiamo elaborando in Friuli Venezia Giulia per tutte le attività cercano proprio di andare nella direzione di mettere insieme queste due esigenze, ha precisato. La politica, ha sottolineato poi, deve prendersi la responsabilità di coniugare l'esigenza del diritto alla salute con l'esigenza di lavorare e avere da mangiare. Si rafforza il network intermodale del porto di Trieste con l'Austria. In un periodo di contrazione di consumi e di scenari economici incerti per il lockdown, la ferrovia continua a dimostrarsi il nostro asset vincente, afferma il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Zeno D'Agostino. Nei giorni scorsi, si legge in una nota, è stato avviato un complesso di servizi verso l'Austria, una sorta di one-stop shop, aggiunge l'Authority, attraverso un sistema di soluzioni ferroviarie implementate in collaborazione con l'Alpe Adria, TO Delta e Rail Cargo Operator e che collegano lo scalo di Trieste ai principali hub austriaci.
Tra le soluzioni avviate un servizio a treno completo che da Trieste triangola Vienna e Linz con 2 circolazioni a settimana, un servizio diretto tra Trieste e Vienna che risponde in primis alle esigenze del mercato austriaco di MSC con una circolazione a settimana, un servizio Trieste-Salisburgo fino a 2 circolazioni settimanali, un sistema di collegamento ad hoc cargo singolo collegando Wolfurt, Salisburgo, Linz e Vienna. È tutto per quanto riguarda questa edizione, alla prossima!